Passo falso casalingo della Pro Favara che impatta per 1-1 contro un combattivo Dattilo, un punto che muove di poco la classifica della squadra di Ignazio Criscenzo, mentre ai trapanesi il pareggio serve molto non solo per la salvezza, ma soprattutto per risollevare il morale in vista del rush finale. E la Pro Favara ad avere quasi sempre il pallino del gioco. I padroni di casa cercano il farseggio a centrocampo e poi sfruttano le corsie laterali per allargare e di conseguenza colpire la difesa del Dattilo. I giovani Vaccaro, Andante e Fanara si danno un grande affare per sbloccare la partita, ma il pareggio non si schioda. Il Dattilo è ben coperto in difesa e raramente prova a colpire di rimessa. Gli ospiti sono scesi in campo per il punto e la missione va in porto nel primo tempo. 0-0 all'intervallo di una gara noiosa e priva di vere emozioni. Nel secondo tempo la Pro Favara inizia con il piglio giusto ed affonda il colpo con l'ottimo Ceresi. Poi al settimo Andante serve un assist al bacio per lo sgusciante Vaccaro che sblocca il risultato. La rete del vantaggio improvvisamente allenta la tensione della squadra di casa che lascia campo al Dattilo. Il tecnico ospite Mustazza getta nella mischia Licari e Marrone e la musica cambia. Il Dattilo cresce, aumenta la pressione e pareggia con Formisano al 18°. Poi la partita cala di intensità e vince la paura di perdere per entrambe le formazioni. Pochi sussulti e gara che non riserva altre sorprese. Nel finale sterile arrembaggio dei padroni di casa, ma il Dattilo resiste e porta a casa un meritato pareggio. Ascoltiamo le interviste del dopogara di Giusi Terrasi. Avevamo di fronte una squadra ben organizzata, gente che ha fatto la categoria superiore, avevano grande esperienza. Noi mettiamo il cuore e a volte il cuore non basta. Abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la partita, siamo stati poco fortunati e al minimo errore su munizioni siamo stati castigati. Che partita è stata? Ma è stata una partita molto equilibrata, penso che il risultato sia giusto. È chiaro che c'è stato qualche episodio che poteva determinare la vittoria da una parte e dall'altra, ma credo che non sarebbe stato giusto. Mi dicono che il primo tempo il colpo di testa di Marino, la palla aveva oltrepassato la linea. Poi è chiaro che temevamo questa squadra che era in serie utile. Per noi chiaramente uscire indenne da questo diciamo, rettangolo in cui il Favara stava andando bene è un ottimo risultato. Tra l'altro stavamo andando bene, domenica col Gemini non meritavamo assolutamente di perdere, quindi ringrazio anche il Favara per la grande ospitalità e faccio complimenti per questo bellissimo impianto. Presidente, Pro Favara Dattilo 1-1, possiamo parlare di un pareggio giusto? Diciamo che il pareggio per noi c'è stato un po' stretto, però diciamo che loro hanno giocato bene, diciamo che hanno meritato l'1-1 anche se sempre su calcio piazzato, che il portiere non ha potuto fare niente. Abbiamo avuto 3-4 occasioni in più, diciamo il pari può anche star bene perché le posizioni non si sono spostate di tanto e ancora facciamo la battaglia per non andare nei play-out.